Buongiorno e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Dopo una lunga e proficua sessione di lavoro in Commissione Bilancio ha preso forma una legge di stabilità dal valore complessivo di 16,5 miliardi di euro che si poggia su tre pilastri: la certezza dei conti, il sostegno all'economia e allo sviluppo, l'ascolto di tutte le forze politiche e sociali della Sicilia. E questo è il commento dell'assessore regionale all'economia Marco Falcone in merito all'approvazione del testo della finanziaria 2023. Una quarantina gli articoli che la comporranno e che accolgono un centinaio di emendamenti. Siamo chiamati a coniugare l'esigenza di garantire l'equilibrio dei conti con il dover far fronte alle conseguenze di una congiuntura economica e sociale particolarmente difficile a causa degli effetti della pandemia e della guerra, ha aggiunto poi il presidente della regione Renato Schifani. E passiamo alla cronaca con l'arresto del 45enne Nicolò Salamone operato dai carabinieri di Biancavilla in provincia di Catania, che adesso dovrà rispondere di una tentata rapina, 2 aggravate commesse in sole 3 settimane e porto di armi ed oggetti atti a offendere. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura distrettuale di Catania. 3 gli assalti contestati, uno del 21 dicembre 2022 a Biancavilla e 2 avvenuti nelle settimane scorse ad Adrano. Fondamentale è stata la visione dei filmati di videosorveglianza che ne avrebbero permesso l'identificazione. E lutto a Palermo per la morte di Angelo Micale, ausiliare del traffico palermitano venuto a mancare a soli 47 anni per via di un ictus. Il dramma si era verificato sotto le festività natalizie, poi è entrato in coma e ieri poi la notizia della morte. Speravamo che questa brutta notizia non arrivasse mai, purtroppo ci arrendiamo all'amarezza della vita, lo scrive in un messaggio di cordoglio su Facebook il sindaco Giosuè Maniaci. Il 47enne era un volto noto di Terrasini e Cinisi per le serate che organizzava. Angelo ha riempito per tanti anni i locali della Movida del capoluogo siciliano. E rimaniamo a Palermo, dove la Capitaneria di Porto ha sequestrato 4 tonnellate di pesce. Nel mirino ristoranti cinesi e giapponesi che adesso dovranno pagare multe per quasi 9.000 euro. I titolari delle attività commerciali utilizzavano infatti prodotti ittici provenienti dal sud-est asiatico. In un ristorante all you can eat sono stati 75 kg di pesce rinvenuti non tracciati e riposti nei congelatori. Altri 100 kg di pesce spada sono stati sequestrati invece a 2 ambulanti. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 12.